Sono 6 i sanitari Novax sospesi in queste ore dall'USL Euganea. È il primo provvedimento di questo tipo. Il SISP, Servizio Igiene e Sanità Pubblica, dopo aver istituito un'apposita commissione con il compito di valutare le singole posizioni, ha accertato l'inadempimento dell'obbligo vaccinale di 6 dipendenti del comparto sanità, che verranno sospesi come previsto dalla legge, si legge nella nota ufficiale. Durante il provvedimento avviato dall'USL è stato dimostrato come questi 6 lavoratori avevano inequivocabilmente espresso il rifiuto alla vaccinazione. Al momento l'azienda sanitaria padovana ha aperti altri 335 accertamenti su dipendenti residenti in provincia di Padova e quindi nei prossimi giorni potrebbero arrivare altre sospensioni. Poi ci sono anche altri 180 dipendenti USL 6 Novax e non residenti in provincia di Padova che potrebbero ricevere un analogo provvedimento da parte della loro USL di residenza. Le sospensioni sono fino al 31 di dicembre, come da normativa, salvo che l'interessato non decida poi di procedere a vaccinazione, nel qual caso verrà riammesso in servizio. Il direttore generale Paolo Fortuna auspica fortemente l'adempimento dell'obbligo vaccinale previsto dalla legge, nell'interesse non solo del lavoratore ma dell'intera collettività, e ricorda che per gli operatori sanitari il vaccino è sempre possibile in qualsiasi punto vaccinale ad accesso libero.